Io penso che sia fondamentale dire ai cittadini di non abbassare la guardia, di essere prudenti. Nessuno si illuda, il virus c'è ancora. Il presidente veneto Luca Zaia lancia un messaggio a caratteri cubitali. L'epidemia è finita sul binario sotterraneo dell'estate, ma può ancora travolgere chiunque non tenga alta l'attenzione. Intanto però da lunedì cade l'obbligo della mascherina all'esterno dove non c'è assembramento. Io direi che lo dobbiamo utilizzare col principio dell'ombrello. Se piove o pioviggina usi l'ombrello, quando c'è il sole non lo usi. Allora la mascherina, il sole è lo spazio attorno a te, la pioggia è gente vicino a te. Quando c'è gente vicino a te, mettiti la mascherina. È già una bella conquista perché dal lunedì negli spazi all'aperto, quindi nelle camminate, in spiaggia o altro, non porti la mascherina. Ripeto, se dalla spiaggia ti alzi dall'ombrellone, vai al bar e che se carica perché tutti aspettano il toast a mezzogiorno e mezzo all'una, ti metti la mascherina un attimo. Ma insomma è una roba che, come si può dire, ha una sua lenta evoluzione, ma è anche una dismissione. Se qualcuno ci chiedesse, ma le mascherine resteranno a vita? No. Sull'estate resterà alta anche l'attenzione sanitaria. C'è un piano da 30.000 tamponi al giorno. Al punto tale che noi non abbassiamo la guardia e proprio ieri abbiamo approvato in giunta un piano di tamponi, ma non solo, feroce, perché sono 30.000 tamponi al giorno da farsi a prescindere, con tanto di target per ogni ULS. Alle ULS chiediamo di andare in spiaggia, di andare nelle sagre, di andare nelle aziende, di andare dove ci sono i supermercati, cioè facciano loro, ma a fine giornata ci devono portare i tamponi. Cioè ogni ULS ha il suo quantitativo di tamponi che comunque deve fare. Cioè a malati zero deve andare avanti a fare i tamponi.